Benvenuti all'appuntamento meteo di Teleradio Pace. L'ingresso di una saccatura atlantica dal Golfo del Leone determina un graduale peggioramento delle condizioni meteo sul nord-ovest italiano, che culminerà nella giornata di lunedì con precipitazioni intense e nevicate nell'entroterra di Ponente a quote di alta collina. Per quanto riguarda la giornata di domenica, 21 dicembre, avremo nuvolosità serrata su tutto il territorio regionale. Piogge deboli intermittenti andranno ad interessare il Savonese centro-occidentale e le immediate aree dell'entroterra in mattinata e più diffusamente l'Imperiese a partire dalla serata, con stacchi moderati con l'approssimarsi della mezzanotte. Nevicate di debole o moderata intensità sul comparto delle Alpi Liguri sopra i 1200-1300 metri. Venti moderati o forti da nord sul settore occidentale della regione, deboli da est-nord-est a levante. Mare stirato sotto costa, mosso al largo, molto mosso o agitato al largo delle coste imperiesi in serata. Vediamo le previsioni per lunedì 22 dicembre. Una giornata fortemente perturbata con precipitazioni moderate o forti sui versanti marittimi e cumulate pluviometriche localmente elevate entro sera sul Savonese costiero. Avremo nevicate diffuse nelle aree dell'entroterra di Ponente sopra i 600 metri, a partire dai 300-400 metri in Val Bormida. Nel pomeriggio avremo un'intensificazione dei fenomeni con accumuli al suolo ingenti in quota entro sera, piogge deboli e moderate sul centro levante con quota neve crescente. Venti di burrasca dai quadranti settentrionali sul centro ponente costiero, deboli o al più moderati da nord-est a levante. Mare molto mosso sotto costa e agitato al largo, temperature in generale calo più sensibili sul centro ponente.